Bentornati qui sul aggiornamento con le previsioni meteo, condizioni atmosferiche stabili su gran parte della penisola. Attenzione però, sulle due isole maggiori assisteremo a dei rovesci e qualche temporale possibile, quindi attenzione ai prossimi giorni. L'alta pressione tra l'altro subirà un indebolimento a partire dalla giornata di domenica, quando si attiveranno poi delle correnti dal nord Europa molto fredde di matrice polare in grado di portare un deciso calo delle temperature attorno alla metà della prossima settimana. Una tendenza che suscita delle conferme via via maggiori. Andiamo a vedere intanto cosa succederà nei prossimi giorni. Nella giornata di venerdì, come vedete, situazione meteo più instabile, più incerta sulle due isole maggiori. Assisteremo a temperature comunque nel complesso sopra la media quasi dappertutto, soprattutto sulle due isole maggiori fino a 23 gradi, pensate, sul resto dell'Italia valori fino a 16 gradi in Val Padana, sulle pianure interne del centro anche fino a 21 gradi. Per quanto riguarda venerdì sarà contraddistinta da nebbia anche fitte sulla Val Padana, con cieli in prevalenza anche nuvolosi sulle pianure dell'est Lombardia, anche del Basso Veneto e dell'Emilia Romagna, con nuvolosità via via in aumento sulla Liguria, così come anche sulle regioni tirreniche con della nuvolosità in arrivo, possibilità di qualche piovasco possibile sulla costa tirrenica, mentre al sud, sulla Sicilia, avremo dei rovesci soprattutto sul settore centro-orientale. Variabilità sulla Sardegna, dove qui avremo meno probabilità di piovaschi. Nella giornata di sabato più soleggiato sulle zone alpine e prealpine, avremo molte foschie anche dense sulle pianure della medio-bassa Val Padana, mentre annuvolamenti sempre più irregolari sulla Liguria, così come anche sulle regioni tirreniche, soprattutto sulla Toscana, sulle Marche e sull'Abruzzo, con possibilità di qualche pioggia nelle ore mattutine. Al sud più schiarite avremo sulle regioni peninsulari, mentre avremo una probabilità più alta di qualche rovescio tra il pomeriggio e la serata sulla Sicilia centro-occidentale e anche sulla Sardegna settentrionale. Nella giornata di domenica caleranno sempre più le temperature, comunque attestandosi su valori in media col periodo quasi dappertutto. Sarà leggermente più mite sulle due isole maggiori, con massime anche fino a 21 gradi. Al nord non avremo variazioni, cambiamenti, se non ancora per le foschie e le nebbie sulla Val Padana al mattino, in dissolvimento con l'azione del sole durante le ore pomeridiane. Al centro anche qui ampie schiarite sulle regioni tirreniche, con qualche addensamento irregolare possibile, soprattutto al mattino, specie sull'Abruzzo qualche piovasco sarà ancora possibile. Al sud anche qui avremo delle piogge in arrivo, soprattutto sulla Puglia, quindi lungo le coste ioniche avremo occasione per delle instabilità con rovesci sparsi anche a carattere temporalesco, soprattutto sulla Sicilia occidentale e anche sulla Sardegna tirrenica, con ovviamente temperature in calo. Per quanto riguarda lunedì, come notiamo, il flusso d'aria più fredda di matrice polare sembra azionarsi sul nord Europa e trovare quindi un varco a causa del distaccamento dell'anticiclone che si era creato in questi giorni, e quindi l'anticiclone delle Azzorre proverà a transitare, a trovare una via verso il vortice polare, consentendo quindi a quest'area molto fredda di scendere verso le nostre latitudini. Come vedete, intanto gran parte del Mediterraneo sarà avvolto da una circolazione depressionaria con forte instabilità in aumento nella giornata di lunedì, come possiamo notare sulle regioni meridionali, soprattutto a partire dalle due isole maggiori. In viaggio poi questo nucleo verso le regioni meridionali nella giornata di martedì, quando avremo forte maltempo su quei settori, e intanto si azionerà un vortice instabile in arrivo sul centro Europa in grado di portare forte instabilità anche su questi settori. Dalla serata peggiorerà anche al nord, con il flusso di aria più fredda che si potrà riversare sul Mar Ligure per formare quindi di conseguenza un nuovo nucleo instabile. Si può dedurre da questa mappa come si assisterebbe quindi a un deciso calo delle temperature e anche la prima neve al di sotto dei 1000 metri sulle zone alpine. Vediamo assieme la grafica della tendenza, che mostra il flusso d'aria polare più deciso in ingresso dal nord per portare delle instabilità anche sui nostri settori a partire
dal 12 di novembre, una tendenza che sta aumentando di giorno in giorno, e di conseguenza sembra altamente probabile che le regioni del nord e gran parte poi anche dell'Italia potrà riservare di condizioni tipicamente autunnali, con la prima neve quindi al di sotto dei 1000 metri sulle zone alpine. Sarebbe veramente benefico per le nostre zone montane, che risentono di una siccità comunque anche qui decisamente importante a causa della mancanza di neve in questa stagione. Vi faccio vedere un accenno per quanto riguarda le nevicate previste nel corso della giornata di mercoledì, che sembra quella un po' più instabile. Si nota come le nevicate saranno più importanti nelle aree evidenziate in giallo, come vedete sul Triveneto, sulle Alpi e Prealpi lombarde, e su quelle piemontesi si attesterebbe la neve qui attorno ai 1000-1200 metri. La neve, attenzione, non cadrà in pianura ovviamente, e questo flusso di aria fredda permetterà quindi la prima nevicata su questi settori. Vedremo ovviamente, ma io vi devo salutare, purtroppo nel corso delle prossime settimane non potrò esserci, di conseguenza vi lascio ovviamente con gli aggiornamenti che vi daranno altri meteorologi ovviamente più esperti, e probabilmente ci rivedremo verso la fine del mese. Grazie per la visione, un buon proseguimento di giornata.